Buongiorno, sono Monica Frassoni, Presidente dell'Alleanza Europea per il Risparmio Energetico e volevo ringraziare prima di tutto Energeia dell'invito a partecipare a questa vostra iniziativa che mi sembra molto importante e molto opportuna, perché legare autorità locali e parti sociali ed economiche è oggi la risposta e l'iniziativa giusta per arrivare all'obiettivo di cambiare il nostro paradigma di sviluppo verso un'uscita sostenibile dalla crisi che noi consideriamo dal nostro osservatorio di Bruxelles perfettamente possibile, nonostante le grandi preoccupazioni che oggi prendono tutti noi a vedere come funziona e cosa succede sui mercati, ma anche nelle società e nel mondo del lavoro in Europa e in Italia in particolare. Mi dispiace di non poter essere con voi, comincia oggi a Bruxelles la settimana per l'energia qui appunto a Bruxelles, e quindi non ho potuto venire nella bellissima città di Venezia. Mi è stato chiesto di parlare della questione dell'agenda 2020 dell'Unione Europea e in particolare sull'efficienza energetica, e vorrei prima di tutto fare alcune brevi premesse. La prima è che questa agenda 2020 è stata approvata nel 2008 in una situazione già di crisi, ma sicuramente non di così profondo pessimismo anche rispetto alle prospettive economiche della zona euro e dell'Unione Europea in generale. Però noi riteniamo che, contrariamente a quello che molti pensano, questa agenda, se ben applicata e addirittura se rafforzata nei suoi obiettivi di riduzione delle emissioni, aumento della parte delle energie rinnovabili e soprattutto dell'efficienza energetica nel nostro quadro energetico continentale, può essere può dare una possibilità di risposta alla crisi che noi viviamo in questo momento, sia dal punto di vista di creazione di nuove attività economiche che dal punto di vista della creazione di nuovi posti di lavoro. Noi infatti pensiamo, e le imprese che fanno parte della European Alliance to Save Energy, come pure il Kyoto Club e la European Climate Foundation, ritengono che le possibilità di creazione di nuovi posti di lavoro e di nuove attività economiche non passano semplicemente attraverso la difesa di quello che oggi esiste, cioè difendere i settori oggi in difficoltà o proteggere i posti di lavoro oggi in difficoltà, o perlomeno non passa soltanto attraverso questo, ma passa attraverso la creazione di nuove attività che dipendono esattamente da un quadro legislativo, soprattutto europeo, ma anche nazionale, soprattutto a livello dell'applicazione, che investono fortemente sull'agenda della sostenibilità e in particolare sugli obblighi che ci sono dati di riduzione delle emissioni e di aumento dell'efficienza energetica, oltre naturalmente che dal punto di vista l'agenda che riguarda le energie rinnovabili. Da questo punto di vista in Italia la scelta fatta non più tardi di un anno fa di rinunciare definitivamente al nucleare può rappresentare una vera e propria occasione addizionale rispetto ad altri paesi che ancora questa scelta non l'hanno fatta, o che comunque hanno una prospettiva di uscita dal nucleare ancora di medio-lungo termine. Le cifre per quanto riguarda la creazione di nuovi posti di lavoro, attraverso però una scelta chiara, perché anche queste cose devono essere molto determinate, non cade dal cielo l'investimento o la scelta sull'efficienza energetica, non cade dal cielo la scelta di rispettare una serie di investimenti, diciamo così, virtuosi. Tutto questo dipende, abbiamo potuto vedere negli anni scorsi, anche da un impegno non soltanto finanziario ma anche legislativo che deriva, ripeto, dall'Unione Europea, ma non solo. Il tema della creazione di nuovi posti di lavoro e della creazione di nuovi sistemi di attività ci sembra particolarmente rilevante nell'ambito della vostra discussione, e
in particolare il legame che esiste fra una politica virtuosa dal punto di vista dei fondi, per esempio, dell'Unione Europea, e in questo momento stiamo discutendo insieme al Parlamento Europeo e anche alla Commissione Europea e ad alcuni Stati membri della nuova struttura dei fondi strutturali e dei fondi di coesione, e quindi quale tipo di sostegno finanziario i fondi dovranno andare a dare a un tipo di attività economica sostenibile, e dall'altra parte lo sviluppo di ricerca e tecnologia che già oggi esistono in molte imprese, e le nostre sono sicuramente tra le più importanti in questo senso, che possono essere utilmente sviluppate, valorizzate, spinte anche dalle scelte da parte delle autorità pubbliche, sia esse a livello nazionale che a livello locale e regionale. Da questo punto di vista, proprio ieri, proprio in questi giorni, è stata conclusa la discussione sulla direttiva sull'efficienza energetica. Alcune decisioni importanti sono state prese, in particolare per quello che riguarda gli obblighi da parte delle imprese energetiche di ridurre il loro output energetico, e anche una descrizione di una cosiddetta roadmap, quindi di un percorso da qui al 2050 che deve assolutamente portare ad un rinnovamento potente del patrimonio edilizio in Europa. Da questo punto di vista è chiaro che quello che noi avremmo desiderato sarebbe stato, per quanto riguarda la direttiva, una decisione più chiara sia dal punto di vista degli obiettivi di rinnovamento del parco edilizio, che dal punto di vista di obblighi per quanto riguarda gli appalti e appunto di obblighi per le imprese energetiche. Questo non è stato possibile, purtroppo la situazione di crisi energetica ha fatto un po' paura anche a coloro tra gli Stati membri più motivati da questo punto di vista, tra i quali sicuramente l'Italia, e il timing di questa direttiva in mezzo ad una crisi che non sappiamo veramente come andrà avanti non è stato senz'altro semplice. Voglio però insistere sul fatto che è possibile vedere questo tipo di obblighi legislativi e anche l'obbligo anche in qualche modo di ridurre la pressione sulle risorse non come un peso, ma come una vera e propria opportunità. Questo dipende ovviamente da un cambio di mentalità che noi tutti dobbiamo in qualche modo portare avanti, ma anche, ripeto, da un quadro normativo chiaro e da un quadro anche di aiuto finanziario altrettanto chiaro. Questi sono i tre temi sui quali noi siamo assolutamente mobilitati per la realizzazione delle tre parti di questa agenda, ma direi soprattutto quella dell'efficienza energetica. L'efficienza energetica è una specie di miniera non ancora così sviluppata, e noi pensiamo che su questo aspetto sia possibile e auspicabile sviluppare una cooperazione assolutamente concreta. Peraltro nei prossimi anni ci sono almeno 3 strumenti che dovranno essere molto meglio utilizzati rispetto all'oggi. Il primo è sicuramente la migliore spesa dei fondi. Oggi come oggi l'Italia ha ancora parecchie centinaia di milioni di euro non spesi in fondi per l'efficienza energetica. Il secondo strumento è il patto dei sindaci, che in Italia ha avuto molto successo dal punto di vista della sottoscrizione, ma probabilmente ancora non ha portato a dei risultati sufficienti dal punto di vista del cambio effettivo di pratica da parte delle amministrazioni, e poi i programmi tipo Smart Cities, che anche quelli hanno bisogno di una spinta forte e anche di una maggiore partecipazione, di una partnership privato-pubblico, e in particolare da parte delle banche, degli organismi finanziari, che rimangono spesso ancora troppo timidi rispetto alla possibilità di finanziare effettivi progetti che in partnership con fondi nazionali ed europei potrebbero invece creare una sinergia molto positiva.
Noi siamo assolutamente mobilitati su tutte queste questioni, quindi sia l'ambito europeo, quindi legislativo, che quello di applicazione e di contatto e lavoro con le attività, con le autorità locali e con i diversi partner anche privati, e speriamo che a partire dalla vostra iniziativa, ma non solo, sarà possibile avviare un contatto più stretto e anche una collaborazione più serrata. Vi auguro ogni successo per la vostra iniziativa e spero davvero di rimanere in contatto. Ciao da Bruxelles.